Amici bellini, ed eccoci qua a bomba. Per me è a bomba perché è sempre notte, faccio i video uno dietro all'altro. Per voi vi ho dato un po' di tempo per digerire le parole di Spalletti, le parole di Pioli che non mi sono piaciute, e adesso dobbiamo parlare del campo perché non siamo risultatisti assolutamente. Il Napoli ha vinto, tutto a posto. Analisi di campo, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, Bruno Mollo è sempre quello là così, ma nuovi iscritti ci saranno, quindi fatevi vedere, fate così. Sono un nuovo iscritto, chi sei? È proprio così. E quindi benvenutissimi, bentornati a tutti gli amici bellini della prima ora, lasciate tanti like perché siete la mia gioia di vivere. Tra l'altro io ho finito da poco, ieri, insomma, martedì, di suonare a New York, nella periferia, insomma, al nord di New York, e c'era belle buone mi giro una sciarpa della Roma sul muro. Ho detto, ma che cazzo, ho pensato subito a Rachele, la piccolina figlia di Massimo P, Massi P, che praticamente la bambina virale tifosa del Napoli in una casa romana e romanista col fratello Vale che tifa per la Roma. Gli ho mandato subito il video a lei perché ci ho messo la sciarpa del Napoli sopra, e quindi ho suonato con la sciarpa del Napoli sopra la sciarpa della Roma. La poverina addirittura per Natale, non so, El Shaarawy ha fatto gli auguri a Valerio, al piccolo tifoso romanista, e per lei sono arrivati gli auguri di chi? Di Manolas proprio, che se ne va all'Olympiacos, romano, pure lui romanista, ex romanista, poverino. Quindi spero di aver dato un sorriso anche a Rachele, ma senza dubbio e senza indugio Ambrabam, e ci andiamo a vedere cosa è successo in questa partita. Ovviamente ricordo a tutti gli amici, a chi piacciono i numeri, a chi piace il numero, a chi piace i numeri, a chi piacciono il numero, i voti li diamo su Fan Rating, c'è l'app, trovate tutto in descrizione, dovete seguire tutte le cose belline. Signori, partiamo con ordine. XG che vi avevo promesso prima che vi sorprenderanno, guardate bene. Allora il Milan non aveva fatto tutte queste cose incredibili perché il Napoli arriva a 0,99, quindi a un gol praticamente fatto il Milan a 0,37. Prima di tutto, questi, perché gli XG vanno visti bene, la stellina gialla che vedete lì, che è il gol del Napoli, è molto importante perché il colpo di testa avviene da distanza ravvicinata, quindi è un expected goal alto, è una percentuale alta di gol aspettato, perché si crea il presupposto, il cross di Zielinski è perfetto ed Elmas quasi da solo la gira in rete, quindi dovevi segnare per forza, quindi già sale il livello. Ma tra le varie cose che fanno salire gli expected goal ci sono molti tiri che sono i tiri bloccati, i tiri respinti dai difensori, che non producono una parata e magari non entrano negli highlights, ma sono occasioni importanti. Tra i vari tiri così ce ne sono moltissimi di Lozano, che è andato poi a sbattere faccia e fronte, c'è il tiro di Anghissà, che creano occasioni per il Napoli che magari uno, sai, non finisce nella reaction, non finisce negli highlights, e dice il Napoli non ha creato niente, solamente il gol di Elmas e il tiro alto di Petagna. E no, perché lo stesso Petagna, vai a vedere, imboccato sempre da Lozano, si gira un po' lentamente così, poi cerca di mettersela sul sinistro, e Tomori interviene e lo blocca proprio al momento del tiro. Ma quello è quasi un expected goal, perché stai a tu per tu. Di conseguenza, attenzione quando facciamo poi l'analisi della partita. È ovvio che il colpo di testa di Ibrahimovic che finisce di poco fuori ti fa tremare, dopodiché il tiro di Chessy da lontano era moscio, niente di che. Quello di Florenzi mi ha fatto tremare, tiro di Lozano alto, poi i vari tiri di Lozano murati, e quindi il primo tempo è scorso così. Poi c'è Ibrahimovic, la parata di Ospina è un miracolo. Io ho sentito in giro, ma non ha fatto grandi parate, niente di meno quella parata su Ibrahimovic, che poi dubbio fuori gioco, non so se l'hanno chiamato così, ma quello è un paratone nel set sul suo primo palo, proprio distinto così. Ibrahimovic l'aveva creato il presupposto. Dopodiché Messias comincia a provare delle cose perché Di Lorenzo stava in ovvia difficoltà, ha fatto comunque la partita sua di sacrificio, Dio benedica Di Lorenzo fino alla fine, però tiro lento. Poi c'è Petagnone stoppato, quello che vi ho detto prima, Messias che tira alto, Giroud
che di testa cerca di avvitarsi ma finisce alto. Ancora poi l'occasione per Ibrahimovic su quello svirgolo di Anguissa, che purtroppo nel cercare di rinviare mette in gioco Ibrahimovic ma la controlla così e così ed è bravo Ospina subito ad uscire. Poi c'è il tiro alto di Petagnone su assist di Malquit e il gol di Chessy che abbiamo visto più volte. Abbiamo una diapositiva, ricordiamolo la diapositiva, perché era fallo già prima del fuorigioco netto attivo. Non scherziamo proprio. Ma se andiamo a vedere un pochino le prestazioni individuali, a me, io capito, i voti stanno sull'altro video, ma per me Ospina merita un 7, cioè non voglio dire i numeri, ma ve lo devo dire che Ospina merita un 7 per la presenza, per la tranquillità che dà al reparto, per le parate che fa e anche l'uscita alta su Ibra quando mettono la pallata, quell'uscita alta mica è poco. Bravo Ospina. Bravo anche Malquit, che mi è piaciuto soprattutto nel secondo tempo, ha garantito un po' di spinta e ha creato dei presupposti e dei pericoli. L'assist lui l'aveva creato per Petagna, e Petagna che l'ha sparata alta. Mi sono piaciuti tantissimo i due centrali. Rachmani nel secondo tempo ancora meglio, ma nel primo tempo Juan Jesus è stato insuperabile. Se loro hanno creato quello che hanno creato, molto è stato evitato dalla presenza di Juan Jesus, che ha fatto una partita insospettabile, e dobbiamo sottolineare la partita del giocatore che più era stato da noi sottovalutato, e mettilo sul piano della bilancia. Juan Jesus è meglio che gioca Manolas, è meglio che gioca Juan Jesus, non giocherà mai. Ha fatto un partitone contro il Milan a Milano e dobbiamo sottolinearlo. Di Lorenzo il solito sacrificio che ha fatto da questa parte, qualche pallone gli scappa ma è naturalissimo, oltre alla stanchezza che si vede negli occhi, si vede proprio così, c'è anche il fatto dell'imbarazzo di non stare col piede suo e va bene. Mi è piaciuto tanto Anguissa, sembra stare tornando ai suoi livelli di presenza in campo dappertutto, oltretutto doveva muoversi molto perché seguiva Chessy quasi a vista, e quindi quando Chessy si abbassava in mezzo ai due centrali, cosa che lui fa spesso, il Milan tende a prendere il play e a metterlo tra i due centrali o metterlo in uno dei due braccetti, Anguissa andava a seguirlo per non lasciargli una regia troppo pulita. Su Demme, attenzione, bene in alcuni posizionamenti, un po' ancora in ritardo su certi contrasti, quindi rischia di far fallo, rischia sempre di essere ammonito. Voi lo sapete io quanto amo Diego Demme, sapete che con Diego Demme è a rizzo, ma quando entra Lobotka, udite auscelli, Lobotka fa quello che Demme in questo momento non sta facendo. Prende il pallone, si fa vedere, si gira in un microsecondo, non vedi più la palla te l'ha fatta sparire, è scomparsa e la smista bene. Alza la testa, scannerizza prima di passare il pallone, scannerizza prima di ricevere il pallone. Signori, Bobotta titolare, è tornato in forma. Prossima partita, Bobotta Anguissa, in attesa del ritorno di Fabian. Ve lo dico da amante di Demme, bravissimo Bobotta, bravissimo veramente. Lozano ha fatto una grande partita, punto, grande partita dove ha sporcato tutte le linee di passaggio, dove veniva ad aiutare tantissimo, si è ritrovato in mezzo tra le linee, ha saputo cercare posizione dove era più pericoloso, non è stato bravo né fortunato nelle conclusioni, nell'ultimo tiro, nell'ultimo passaggio, ma ha fatto una grande partita di sacrificio e gliela dobbiamo riconoscere. Siamo stati molto severi giustamente con Lozano, ma questa volta, perché a formazione iniziale a me più che Petagna, a me mi puzzava la scelta di Lozano titolare, volendo fare l'onesto che non fa il commento alla formazione col senno di poi, ma gli amici Bellini, anche gli abbonati eccetera eccetera. Io ho detto io non capisco perché non Politano, che sembrava star meglio Politano anche quando è entrato nell'ultima partita, e ha ragione Spalletti, evidentemente negli allenamenti avrà visto una cosa, ho avuto un'intuizione anche fortunata, molto meglio Lozano che Politano in questa partita. Zielinski, capitano vero, bravo tra le linee, bravo a cercare i passaggi, ancora un assist importante. Insomma ragazzi, non ho sotto mano le statistiche, ma vedete che Zielinski sta ritornando ai livelli dell'anno scorso. È importante anche averlo messo più vicino alla porta, cosa che avevo chiesto a Spalletti poi in tempi non sospetti, ma Spalletti voleva fare un po' di 4-3-3, va anche bene, sai caro, va anche bene. Ma va bene lì.
va bene lì Zielinski e va bene qui Elmas. Ora ovviamente è facile voler parlare di Insigne e io non ci sto, magari ne parliamo live dove posso esprimere meglio, i video sono lunghi eccetera eccetera. Non è questione di senza Insigne si vince, con Insigne si perde eccetera eccetera, non è così. Il Napoli ha vinto tutte le partite con Insigne titolare, presente non presente, il Napoli ne ha perse con e senza Insigne, non è questo il problema. La cosa bella però è che Elmas segna sempre. Fateci caso, 8º gol stagionale se non sbaglio tra campionato e coppe, e Elmas c'ha il gol nelle gambe, Elmas c'ha il gol nella testa, Elmas si inserisce, Elmas fa un lavoro che Insigne sotto porta non fa, ma con serenità. Lorenzo, tu che vedi tutti i social, tu dovresti sentire a me invece di sentire a quelli che su Instagram ti insultano lo scarparo e poi metti i pollici. Sappiamo che sei ossessionato dai social, che sei sempre col telefono in mano. Tu devi ascoltare a me. Non c'è problema, stai sereno. Per il tuo bene hai trovato una squadra che ti dà 4, 5, 6 milioni. Vai, caro, vai tranquillamente. Sei stato un bravo capitano, hai fatto tantissimi gol, tantissimi assist nel Napoli. Va benissimo, ma non puoi. Perché poi se stai nervoso non performi, non puoi performare, quindi o ti rilassi e non rispondi su internet così, non farti infoiare da procuratori e amici. Ascoltami bene, io che voglio il bene del Napoli e quindi anche il bene tuo, non farti infoiare, rilassati, ci servirai in questo campionato se vogliamo fare delle belle cose. E se poi vuoi andare via e hai una situazione migliore per te, vienitene in America, al Toronto, dove vuoi tu, e ci andiamo a fare una pizza da ribalta. Va benissimo. Noi però tifosi del Napoli dobbiamo stare tranquilli e sereni, con Insigne, senza Insigne, evitiamo magari di insultarli, facciamo analisi se vogliamo fare le analisi, ma evitiamo di insultarli, perché come vedete loro rispondono e il nervosismo sale e poi ce lo ritroviamo in campo, dovrà tirare un rigore ed è colpa tua che l'hai insultato e l'hai innervosito e quel pallone è ancora più pesante. Io non insulto nessuno, io faccio l'analisi, se Insigne gioca bene e godiamo, se Insigne gioca male, che peccato, sarebbe stato meglio un altro. Va bene così? Si può fare l'analisi così? Bravo Elmas, bravo Petagna, bravissimo Petagna, bravo Petagna. Non mi interessa che si mangi gol, lo sappiamo che il gol non è cosa sua, ma fa un lavoro incredibile e addirittura lo fa più, in questa partita era più utile di Mertens, che poi entra, si mette a rincorrere gli avversari, la fase difensiva di Mertens è più importante di quella di Petagna. Su un ass, fumasse un pochino così, ci sono state un paio di occasioni dove un ass era disconnesso, la cosa che vi dicevo di un ass, e lì no, servono tutti e 11 che rincorrono, perché va a finire che poi butti alle ortiche un risultato così per una distrazione, per una rincorsa non fatta, sarebbe stata una cosa gravissima. Rivediamo Ghoulam in campo in grosso imbarazzo fisico per quanto mi riguarda, perché va bene, il colpo è stato messo per fare quei colpi di testa così, ma palloni così e così, anche un colpo di testa molto rischioso con Ospina che l'ha presa bene, poi nel marasma generale la tocca a lui e la ridà che sì, insomma non è in grado di giocare, ma la fisicità potrà tornarci utile anche in queste situazioni qua, perché poi alla fine Ghoulam viene a fare il terzino così, Di Lorenzo ce lo ritroviamo qua, troviamo una situazione di 3-5-2 in questa fase, con un ass che doveva dare una mano, Politano, insomma una situazione simile con Bobotta centrale, Politano qua, Anghissà che doveva dare una mano, insomma nel finale bisognava fare gruppo squadra più che i numeretti da seguire, era importante tenere duro e portare avanti il risultato non mi piace fino alla fine, fino all'ultimo secondo e l'extra time dell'extra time, perché l'arbitro Massa non fischiava mai. Da New York Valerio Fluido è tutto, ce la siamo goduta, godiamoci ancora di più il percorso, perché non abbiamo fatto assolutamente niente, l'Inter è fortissima, con il Milan anche loro con tante defezioni ce la siamo giocata, proprio ospedaletto contro ospedalini, veramente ci mancavano tantissimi giocatori da una parte e dall'altra, perché poi c'è Leao e non c'è quell'altro e non c'è Hernandez e non c'è anche loro avevano tante defezioni, ce la siamo giocata, abbiamo vinto noi, ci è andata anche bene, non mi sento di parlare di Mazzo, sinceramente non mi sento di parlare di Mazzo, ma con la fortuna, con gli episodi siamo ancora in credito. Ciao, sono Saveria Solida.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.